Bene signori, oggi è una grande giornata. E sapete perché? Perché oggi, dopo quasi 8 mesi, la Good Terror è di nuovo in forma plenaria. Ed eccoci qua, guardate. Oplala! E cosa andiamo a fare oggi, Marchese? Capottare. No! Sì, cosa andiamo a fare oggi? Ma no! Ah, il mare d'inverno, un privilegio per pochi temerari. Fa un freddo pungente, ma il vero pescatore della domenica si arma di quadruplo strato di pile e affronta a testa alta il richiamo di quell'aroma salmastro che gli riempie i polmoni. Ma come sempre amici, bando alle ciance e partiamo per questa nuova avventura. Il freddo è davvero pungente oggi e gli schizzi d'acqua tagliano il viso come lame di ghiaccio. Unico lato positivo di oggi, non c'è vento, altrimenti sarebbe stato tutto molto più difficile e soprattutto ancora più freddo. Cominceremo pescando con i tataki, con target il calamaro. Impostata la rotta sul GPS raggiungiamo il primo punto dove iniziare a calare le nostre insidie, ma neanche il tempo di ragionare un attimo che Capitan Sitch, lesto come una faina nella notte, ci spiazza tutti quanti con una doppietta di tutto rispetto. Sitch! Cosa hai fatto? Prendo ogni tanto. Ma dai, ma non è possibile, hai preso prima tu degli altri. Non so se sia un calamaro, ragazzi, a dire il vero. Mi dà più di pesce. Ma dai? Eccoli lo spruzzo finale. Vai. Uno. E due. Adesso spruzzeranno tutto. Facci vedere. Che bella coppietta. Ma hai disturbato una coppietta mentre faceva magari sporchezzi? Sì. Boh, ma hai fatto bene. Il calamaro è un mollusco eccezionale, con i suoi colori cangianti, i suoi tentacoli, il suo corpo affusolato, il suo becco da pappagallo. Siamo appena arrivati sullo spot e alla prima passata Sitch ha fatto immediatamente centro con questa coppietta. Il primo misura standard, il secondo già più interessante, con un'apertura alare di tutto rispetto. E io? Io non sarò mica da meno, vero? Ma certamente no. Ecco che anche io inizio a recuperare la mia prima preda della giornata. Vediamo che cosa mi hanno mangiucchiato i miei tataki. Puta Capitan Sitch! Prima regola dei cefalopodi. Non si scherza con i cefalopodi, altrimenti se ne pagano le conseguenze. Ma hanno schizzato di brutto! Qui a Grado come funziona un po' la pesca al calamaro? Dobbiamo cercare praticamente in mezzo al sabbione, quindi in mezzo alla prateria di niente, È vero. dobbiamo cercare dei massi o comunque delle piccole formazioni rocciose o di qualsiasi cosa, insomma in realtà di roccia, e quindi dobbiamo avere dei punti ben precisi dove noi dobbiamo arrivare perfettamente sopra con la barca e calare i tataki o le totanare classiche, quindi non i tataki ma in realtà anche le totanare classiche vanno bene, e fare una passata diciamo il più giusto possibile lungo questo masso in modo da batterlo tutto, quindi dovremo capire la corrente da che parte tira e farci queste passate lungo insomma questi massi. E ora siamo passati attorno a un bel masso, siamo usciti e ci ritorniamo sopra, magari ve lo facciamo vedere sull'ecoscandaglio, sul GPS, così. Mentre continuiamo a pescare vi racconto un po' come noi pratichiamo questo tipo di pesca. Abbiamo tutta una serie di punti segnati sul GPS accumulati negli anni e che corrispondono a massi a concrezione varie sul fondo. Tutti punti in cui si raggruppano piccoli pesciolini come menole, pagelli, piccoli sparidi o sugarelli che rappresentano la dieta ideale per i calamari. È in questi hotspot che vedremo la quasi totalità delle nostre abboccate. Siamo passati proprio sul punto buono, perché nel frattempo che filmavo Sitch che prendeva il suo calamaro, io ne ho preso un altro, però vedevo il cimino della canna proprio che faceva bene, altro giro, altra corsa, siamo ritornati sul masso ed ecco qui il nostro capitano. Ci vedete? Ma sembra bello, è una schifezina. Il classico. E questo forse però spruzzerà. No, non spruzza. Tirare in barca.
Il calamaro cefalopode decapode, diffuso in tutto il Mediterraneo. È armato di 8 piccoli tentacoli, più una coppia più lunga che strofletta in maniera rapida per cacciare o che utilizza per l'accoppiamento. Il suo mantello è ricoperto dai cromatofori che gli permettono di cambiare colore in funzione all'ambiente circostante o in caso di pericolo. Si muove come un motore a propulsione grazie al sifone che gli permette di riempirsi e di svuotarsi di acqua per spostarsi a vari livelli di profondità o per spruzzare il suo nero inchiostro in caso di pericolo o per sporcare la barca a dei poveri pescatori della domenica. Eccolo qua! Parapupupà! Non schizzarmi. Non Schizza. Guarda che lo vedo gonfietto. Lo vedo gonfietto. Non schizzare, non si fa. Vai là. Bravo. Oh. Beh, questo punto sta pagando, Capitan Sì. Sì. Come sempre ci sono dei punti che pagano e conviene sempre tornarci avanti e indietro finché pagano. No? Sì. È bravo lui, bravo. Sì. Ecco, dai. Spruzza Matteo. Bene, la passata è finita e quindi, ovvio, si rimette in moto, si riparte con la Gudobot, si ritorna al punto di partenza e rifacciamo lo stesso passaggio perché questo fondale sta pagando e quindi insistiamo. Andiamo sul fondo. La mattina al loro in bocca, dicono. Infatti possiamo dire di esserci divertiti. I calamari non sono enormi, ma quando siamo riusciti a trovare lo spot giusto, le abboccate non si sono fatte pregare. Arrivati ad ora di pranzo, l'attività si è fermata di colpo e quindi, come sempre, non possiamo fare altro che adeguarci al momento. Quando il pesce non mangia, mangiamo noi, mortadella. Finita la giusta pausa cibo, ci rimettiamo subito in pesca, ma i calamari continuano a non collaborare. Sull'ecoscandaglio vediamo comunque movimento e decido così di improvvisare, sacrificando qualche piccolo pezzo di tentacolo. Voglio andare un po' più a fondo e capire cosa c'è qui sotto. Che spettacolo. Questo è anche più bellissimo. Grande. No, bello. Questo è divertente perché poi queste carte qui, figuriamoci, sono super morbide. Avanti col pagello, e questo è anche bello! Wow. Bravo. Guarda il pagello, che bello! Bello. È bello mettere sotto pressione, Capitan Sitch, che cosa sbaglia? Invece no. No, sono mollato. Si è mollato. Butta giù, tanto è pieno. A seguire una serie di lisciate a non finire del povero capitano. Un po' perché non sono pagelli mostruosi, certo. Un po' perché ce ne sono davvero tanti e non si capisce bene quando mangiano. Un po' perché ho fatto un terminale troppo lungo. Un po' perché la mia canna è veramente troppo morbida e il capitano non è abituato. Però vogliamo mettere il divertimento di vedere Sitch in difficoltà? Il capitano decide di preparare la sua canna perché con la mia non si trova. Così io nel frattempo approfitto di riprendere la pesca. Oh, questo c'ha anche il
Si chiama pulce di mare ed è un crostaceo parassita che si attacca ai pesci per divorarne le carni e succhiarne il sangue. Oggi quasi tutti i pagelli che abbiamo catturato ne erano provvisti. In effetti i pesci grufolatori sono quelli più soggetti a questo tipo di parassita, in quanto sicuramente più a contatto con il fondo. Che organismo strano! Cercando su internet ho trovato perfino articoli di bagnanti attaccati dalla pulce di mare. Mamme preoccupate! Bagnanti attaccati! Alcuni pescatori la staccano dal pesce e la innescano direttamente e pescano con quella, garantendo catture di vario tipo. Confesso che noi non ci abbiamo mai provato, mi faceva un po' schifo, però visto che è così, perché non provarlo la prossima volta? Abbiamo trovato il divertimento della giornata. E dopo i calamari e le seppie, i pagellini però sono tutti zeccati, Le catture davvero si sprecano, ma ecco che ad un certo punto il buon Matteo finalmente prende qualcosa anche lui. Ed è un calamaro. Il tramonto si sta avvicinando. Vuoi vedere che quei dispettosi di cefalopodi stanno ricominciando a mettersi in attività? Proprio ora che dobbiamo tornare a terra. Proprio ora che la luce ci sta abbandonando. E che, non ce li facciamo lo stesso gli ultimi lanci? Ma ovvio che sì. E così, ecco che riusciamo a portare a guadino le ultime seppioline della giornata. I calamari hanno deciso di scioperare o molto probabilmente si sono spostati ad un altro livello, ma non c'è il tempo di preparare un'altra montatura, per cui tutto è buono quel che viene su. E siccome siamo stati troppo avari di catture, non possiamo nemmeno rimanere a goderci il tramonto, anche se ne varrebbe sicuramente la pena. Oggi l'Agudo Terror ha vinto. addirittura! Finalmente. Più che altro l'Agudo Terror oggi ha preso pesce e cefalopodi. Bella giornata, Sì, Sì. ci stava.